Ieri sera avrebbe salutato i suoi più stretti collaboratori. Questo è il primo passo delle dimissioni di Marco Campione, il patron di Girgenti Acque, società che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni della provincia di Agrigento. In mattinata la riunione con i suoi avvocati, una decisione che appare quasi scontata. Lui stesso d'impulso aveva affermato: è iniziato un nuovo calvario. E questo dopo la notifica della revoca della certificazione antimafia alla sua azienda. Le quote riconducibili alla famiglia Campione superano il 50%. A notificare il prefetto di Agrigento Dario Caputo, considerata l'indagine della DIA di Agrigento. Girgenti Acque è attualmente sotto inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. Un'indagine che coinvolge 73 persone, tra cui l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Al vaglio degli inquirenti un presunto variegato sistema di scambio di favori e benefici. Nel gennaio scorso la procura, capitanata da Luigi Patronaggio, ha prorogato i termini delle indagini. Adesso è in arrivo l'avviso di conclusione o l'archiviazione. Ma la lista dei 73 potrebbe allungarsi. Dal canto suo Lati, l'Assemblea Territoriale Idrica, con a capo il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, ha convocato per venerdì prossimo un'assemblea per procedere con la risoluzione della convenzione. Considerato che Girgenti Acque, a seguito della revoca della certificazione antimafia, non può più avere rapporti con gli enti pubblici, commenta Francesca Valenti, credo che il futuro più logico, ma è una mia valutazione personale, sia quello del commissariamento della società. Tutto questo, continua, si innesta con il procedimento di risoluzione della Convenzione, che ha già un suo percorso. Chiedono la stessa cosa i deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars dell'Agrigentino Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro. Lati di Agrigento, dicono i due parlamentari, non perda tempo e proceda alla definizione dell'iter di risoluzione del contratto o all'immediata revoca della concessione alla luce di quanto previsto dall'articolo 94 del Codice Antimafia. Ed il prossimo 13 dicembre la commissione parlamentare dell'Ars Antimafia, presieduta da Claudio Fava, sarà ad Agrigento, in prefettura. L'interdittiva antimafia nei confronti di Girgenti Acque, commenta Fava, impone un'attenta e urgente analisi della situazione. L'acqua e la gestione delle risorse idriche, conclude, rappresentano temi vitali per la nostra regione.